Malore fatale per un 32enne che è morto nel corso di una videoconferenza. Chi era collegato con lui tramite la webcam l'ha vista accasciarsi sul monitor e ha allertato la famiglia Cividale. Inutile i tentativi di salvarlo. Picchiata, ha chiamato la polizia mentre il marito era in bagno a lavarsi del suo sangue. L'uomo, un cittadino kosovaro di 28 anni, è stato arrestato a Udine con l'accusa di maltrattamenti e lesioni personali aggravate. Un 41enne friulano è stato arrestato dai carabinieri di San Vito al Tagliamento. Era convinto che la moglie lo tradisse. Per regolare i conti aveva dato appuntamento al presunto amante, pronto ad accoglierlo con una bottiglia incendiaria. Due grandi imbarcazioni romane sono state scoperte poco a largo di Grado dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, un ritrovamento unico che testimonia il grande traffico commerciale di Aquileia. Si va verso il sold out allo Stadio Friuli per la sfida tra Udinese e Atalanta di domenica. Finora 20.000 italiani venduti per la partita che vale la testa della classifica di Serie A. A tutti voi buonasera e ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. Ampia questa sera la pagina della cronaca. Cominciamo con la morte di un 32enne friulano che si è accasciato davanti al monitor mentre era in videoconferenza con persone collegate da tutta Italia. Inutile purtroppo la disperata corsa dei sanitari che sono arrivati prima alla famiglia dell'uomo a Cividale e poi a lui, ma purtroppo non c'era più nulla da fare. Stava partecipando a una videoconferenza con altre persone di diverse zone d'Italia che lo hanno visto accasciarsi sul computer e perdere i sensi. Due di loro, dalla Campania e dal Veneto, hanno subito allertato i soccorsi, ma per lui non c'era più nulla da fare. A morire per un malore davanti al monitor è stato un friulano di 32 anni, un intervento difficile per i sanitari della Sores, dal momento che i partecipanti alla videoconferenza non conoscevano l'esatto luogo di residenza del giovane. In pochi minuti un'ambulanza è stata inviata a Cividale del Friuli, ultima residenza ufficiale dell'uomo. Qui però c'erano solo i suoi genitori che hanno comunicato ai sanitari l'indirizzo corretto, in un paese alle porte di Udine dove è stato inviato un altro equipaggio. Con l'aiuto dei vigili del fuoco che hanno aperto la porta, il personale medico è entrato in casa e ha trovato l'uomo disteso, privo di sensi, sulla scrivania. Inutili i disperati tentativi di rianimazione, l'uomo era già deceduto. Picchia la moglie utilizzando anche il manico in alluminio di una pattumiera, ma la donna trova la forza di chiamare la polizia. Arrestato a Udine un kosovaro di 28 anni per maltrattamenti e lesioni. Ha chiamato la polizia sussurrando al telefono la parola abusi, mentre il marito era in bagno a lavarsi dal suo sangue. L'uomo, un cittadino kosovaro di 28 anni, è stato arrestato a Udine in quasi flagranza domenica con l'accusa di maltrattamenti e lesioni personali aggravate. La telefonata della donna, anche lei kosovara di 28 anni, è arrivata alla polizia poco dopo mezzogiorno. Quando sono arrivati sotto l'abitazione della coppia, gli agenti della volante hanno notato la giovane alla finestra ancora in lacrime. Entrati in casa, hanno visto l'uomo uscire dal bagno e dirigersi in camera dove in una culla dormiva il figlio di appena 2 mesi. Stando al racconto della moglie, il 28enne si era infuriato dopo aver saputo che i suoceri erano favorevoli a una separazione della coppia e per questo l'ha presa a pugni e schiaffi alla testa e alle orecchie, facendolo sanguinare e perforandole il timpano. Non pago, ha utilizzato il manico in alluminio di una pattumiera per colpirla al busto, procurandole ferite guaribili in 10 giorni. La polizia ha sequestrato una maglietta dell'uomo sporca di sangue. Questa però non sarebbe la prima volta. Come testimoniato anche da terze persone, le violenze sarebbero cominciate fin dall'arrivo dei coniugi in Italia un anno fa. La donna e il bambino sono stati collocati in una struttura protetta. Oggi il GIP di Udine, Matteo Carlisi, ha convalidato l'arresto e disposto per l'uomo l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinarsi a moglie e figlio. Una coppia di giovani è stata aggredita ieri sera alle 20 in piazza Barbacan, nell'area centrale di Trieste. I due giovani fidanzati stavano passeggiando quando all'improvviso sono stati raggiunti da 5 cittadini pakistani che hanno iniziato ad importunarli. Il gruppetto in particolare avrebbe rivolto degli apprezzamenti alla ragazza, tanto che il fidanzato, avvicinandosi a loro per chiedere spiegazioni, sarebbe stato aggredito senza comunque riportare ferite. All'arrivo delle volanti della polizia, i 5 pakistani si erano già allontanati.
Ritiene che la moglie lo tradisca e dà appuntamento al presunto amante. Intanto prepara una bottiglia incendiaria in vista proprio di quell'appuntamento. È stato arrestato dai carabinieri di San Vito al Tagliamento. Costruisce una molotov con la quale presentarsi all'appuntamento con il presunto amante della moglie. I carabinieri di San Vito al Tagliamento hanno arrestato in flagranza un cittadino rumeno di 41 anni per fabbricazione di ordigno incendiario. I militari sono intervenuti nella notte tra lunedì e martedì scorsi. A chiamarli sono state la moglie e la figlia minore dell'uomo, spaventate dalla sua reazione a una presunta relazione extraconiugale della consorte. Il 41enne infatti aveva contattato il presunto amante per incontrarlo e, in vista della resa dei conti, aveva preparato il rudimentale ordigno. I carabinieri sono entrati in casa per un controllo, affermando di essere stati chiamati dai vicini per violenze domestiche e hanno effettuato un'attenta perquisizione. L'uomo, ora agli arresti domiciliari, è stato arrestato dopo il ritrovamento della bottiglia incendiaria. L'ha avvicinato e dopo qualche avance gli ha sfilato il vistoso Rolex che portava al polso del valore di 15.000 euro. L'episodio si è verificato a Trieste tra via Colautti e via De Amicis. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia Giuliana. La vittima è un 73enne, l'autrice del colpo è una donna avvenente che è fuggita facendo perdere le proprie tracce. Al momento gli investigatori sembrano escludere una correlazione tra il fatto di ieri e le rapine che si sono verificate negli ultimi tempi tra Trieste e Duino. Accelerano quando vedono la pattuglia dei carabinieri, ma i militari della stazione di Pavia di Udine li fermano all'altezza del Bennett di Pradamano. Arrestati 2 passer indiani di 47 e 46 anni, entrambi residenti nel Bergamasco. È successo martedì poco prima delle 4 del mattino. Gli arrestati, provenienti da Gorizia, trasportavano 2 connazionali irregolari a bordo di un'automobile. Interrogati, i 2 hanno dichiarato di aver preso a bordo gli immigrati a Gorizia mentre tornavano da Trieste, dove si erano recati per lavoro. Una spiegazione giudicata non plausibile dal GIP di Udine Matteo Carlisi, che ha convalidato l'arresto e disposto per i 2 l'obbligo di dimora in provincia di Bergamo. Una bambina di 10 anni ha accusato un malore ieri sera mentre stava viaggiando in treno da Venezia e Udine. La chiamata al 112 è arrivata attorno alle 20:30 quando il convoglio stava attraversando il territorio di Codroipo. Pare che la bambina si sia sentita male dopo aver visto il sangue di un altro bambino. Sono state inviate dalla Sores un'autoambulanza e un'automedica alla stazione dei treni di Udine. Qui la bimba è stata presa in carico e portata in pronto soccorso. Sul posto anche la polizia ferroviaria. Paura a Sappada per le condizioni di salute di una donna di 65 anni, punta da un insetto che le ha causato uno shock anafilattico. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio, mentre la sfortunata signora si trovava ai piedi della seggiovia di Pian dei Nidi. Immediati soccorsi, giunti sia in elicottero che in ambulanza. Fondamentale in questi casi la tempestività delle cure mediche. Una volta stabilizzata, la donna è stata trasferita dal personale sanitario all'ospedale di Tolmezzo, fortunatamente non in pericolo di vita. E da 2 giorni un uomo di 81 anni risulta disperso nei boschi. Si tratta di un pensionato di Tolmezzo, Alberto Caccitti, uscito da casa con la sua auto che è stata ritrovata nel tardo pomeriggio di ieri in località Vons. Le operazioni di ricerca sono state attivate già ieri pomeriggio anche attraverso perlustrazioni con il cane molecolare. Questa mattina sono cominciati anche i sorvoli dell'elicottero della Protezione Civile. In campo anche il nucleo droni della Protezione Civile, oltre a volontari del soccorso alpino, vigili del fuoco, cinofili, cani molecolari e i tecnici della Guardia di Finanza. E siamo ora alla pagina politica. Il sindaco di Udine scende in campo, dice la sua su chi
correrà per occupare Palazzo Daronco a partire dal 2023. Centrodestra compatto, dice Fontanini, e spero che anche il centrosinistra arrivi ad un accordo. La sfida deve essere tra due poli. I cittadini, conclude, non devono vedersi costretti a scegliere tra 10 candidati. Dal suo scranno di sindaco di Udine vede i movimenti politici da una parte che la riguardano anche, ma anche dall'altra parte, dalla parte del centro-sinistra che non la riguardano. Sono nomi che circolano, chiaramente di coloro che vogliono correre in alternativa all'attuale amministrazione. Io osservo insomma che c'è un po' di confusione perché non c'è un accordo all'interno di tutta la sinistra. Io spero che trovino questo accordo perché è bene magari non presentare 8, 10, 20 candidati sindaci, che non è un bel aspetto, ma magari 2 candidati sindaci che hanno idee diverse, programmi probabilmente diversi, che contendono un po' la guida della città. Questa è la democrazia, questo è il ruolo su cui i cittadini dovranno confrontarsi e pronunciarsi poi con il voto. Per quanto riguarda il centrodestra? Il centrodestra è compatto, il centrodestra è reduce da una vittoria nelle elezioni politiche, quindi ha, come si dice, il vento in poppa, però questo non è un motivo per non lavorare, per non essere attenti, dobbiamo prepararci con serietà a questo appuntamento che non è vicinissimo perché mancano ancora 6 mesi per le nuove elezioni amministrative. Nonostante la fuga in avanti in vista delle prossime elezioni comunali di Udine di alcune forze politiche, all'interno dell'opposizione del Consiglio Comunale il Movimento 5 Stelle predica invece pazienza e a 6-7 mesi dalle elezioni ritiene prematuro indicare o solo parlare di possibili candidati, come peraltro ribadito domenica scorsa dal coordinatore regionale Luca Sut. Fino a fine mandato vogliamo continuare con il percorso di opposizione alla Giunta Fontanini, che spesso ci ha visto insieme alle altre forze politiche, hanno riferito Rosaria Capozzi e Domenico Liano, capogruppo e consigliere del Movimento 5 Stelle. Non essendoci alleanze, sottolinea Capozzi, è inoltre abbastanza prematuro parlare di eventuali primarie. Alle primarie si decidono i nomi, conclude la capogruppo, e quel che ci interessa sono i temi e i programmi. Cantiere record, durato appena 8 mesi per il nuovo edificio realizzato a Udine attraverso l'ente di decentramento regionale. È la scuola Polmone di via Aspromonte che ospiterà gli studenti degli istituti udinesi interessati da lavori di ristrutturazione. Costo dell'opera, decisamente all'avanguardia, è quasi di 6 milioni di euro. C'è spazio per 700 studenti nel nuovo edificio inaugurato in via Aspromonte a Udine. Servirà da polmone per gli istituti scolastici interessati da ristrutturazione, a cominciare da Marinelli, al quale seguiranno prima l'Osanon e successivamente il Malignani. Un record il tempo di realizzazione della struttura, 8 mesi, che è all'avanguardia per tecnologia, risparmio energetico e domotica per un investimento di quasi 6 milioni di euro. Un esempio è stato sottolineato, unico a livello nazionale per la celerità sia della costruzione che del superamento delle difficoltà dell'iter progettuale, grazie a una sinergia tra vari enti e imprese che vi hanno operato. L'ente di decentramento regionale di Udine ha utilizzato gli strumenti straordinari dati anche dal governo nazionale per andare più velocemente a collegare col processo di costruzione con tutta la parte burocratica. Mi auguro che queste procedure possano diventare qualcosa di ordinario. E dal punto di vista della modernità raggiunge livelli elevatissimi, la scuola tecnologicamente avanzatissima sia per il risparmio energetico che per la domotica, per la gestione delle strumentazioni tecnologiche. I primi studenti a fruire dell'opera sono quelli del liceo scientifico Marinelli, da dove è partita l'idea di avere un edificio fruibile da tutte le scuole cittadine in caso di necessità. Noi gli abbiamo dato l'input su come costruire il laboratorio, su come organizzare le aule, su come avere degli open space, eccetera. Spero che questo metodo vada avanti anche con i fondi del PNR e quindi coinvolga tutte le scuole della regione.
E a proposito di risparmio energetico, è stato pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione il bando che prevede lo stanziamento di 8,5 milioni di euro per la concessione di contributi per la progettazione e la realizzazione di impianti fotovoltaici e per la costituzione delle comunità energetiche rinnovabili. L'iniziativa, ha spiegato l'assessore Fabio Scoccimarro, è rivolta agli enti pubblici regionali, ma non esclude l'adesione da parte di privati. 8,5 milioni di euro di contributi per la realizzazione di impianti fotovoltaici e la costituzione delle comunità energetiche. L'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro ha incontrato i portatori di interesse questa mattina, anticipando che noi faremo una misura innovativa. Il Presidente Federica ha pensato insieme alla Giunta di fare un investimento pesante, molto pesante, me lo darà lui l'annuncio i prossimi giorni, per andare incontro ai cittadini per appunto installare energia pulita nelle abitazioni e far sì che il costo sia veramente risibile. Quindi questo è uno strumento innovativo, in questo momento ci vuole, l'energia pulita oggi è prodotta intorno al 20% del fabbisogno, bisogna assolutamente aumentare, ma bisogna assolutamente iniziare adesso, perché il problema è oggi, le bollette stanno arrivando in questo momento. Per quanto concerne le comunità energetiche regionali, il bando prevede un contributo massimo di 500.000 euro a richiesta e non superiore all'80% della spesa ammissibile. È possibile presentare la domanda di contributo tramite il sito internet della Regione entro le 16 di lunedì 31 ottobre. L'iniziativa è rivolta agli enti pubblici regionali, ma non esclude l'adesione da parte dei soggetti privati compatibilmente con le misure di aiuti attuate a livello nazionale. Vengano le comunità energetiche, ma è fondamentale semplificare le procedure ed evitare lacci e lacciuoli della burocrazia. Lo dice il presidente della Camera di Commercio della Venezia Giulia, Antonio Paoletti, il quale sottoscrive poi le parole del presidente Fedriga: se l'Europa non trova un accordo sul gas, non ha senso desistere. Abbiamo fatto un primo incontro operativo con ERA, del gruppo Acegas ERA, con degli operativi che ci seguiranno tecnicamente e ci daranno tutte le conoscenze che noi non abbiamo, perché comunità energetiche è facile dirlo, difficilissimo farlo. Ci sono regole, però abbiamo fatto un incontro con degli albergatori e con dei supermercati che sono molto energivori. Per provare a fare la prima comunità energetica, che bisogna anche circoscrivere un raggio che ci sono vicini alberghi, vicini ai supermercati, dove si va a installare la cabina per la comunità tutta, di cui poi potranno attingere anche attività più piccole, negozi, bar, eccetera. Siamo partiti, i tempi saranno lunghi perché la burocrazia, le autorizzazioni e gli adempimenti sono veramente importanti. O qui la pubblica amministrazione, le sovrintendenze, un po' tutti devono metterci la mano sul cuore e semplificare la possibilità di fare fotovoltaico. Paoletti, tra i primi a sottolineare la necessità di un intervento a livello europeo, presenta anche dati e numeri sulla situazione italiana. Abbiamo nel prossimo mese 35.000 imprese chiuse con 370.000 dipendenti a casa. Soltanto il prossimo mese è soltanto l'inizio ed è soltanto il mondo del terziario. Con l'industria, lo leggiamo ogni giorno, un grido d'allarme da far paura, per cui la chiave è Comunità Europea unita, tetto del gas, se no saranno dolori per tutti. E il caro bollette sta mettendo a dura prova i ristoratori, in particolare chi gestisce una pizzeria. A Pordenone, alcuni di loro, per contenere la spesa, terranno chiuso a pranzo, altri invece apriranno solo il fine settimana. Ristoratori in ginocchio, il caro bollette sta mettendo a dura prova la resistenza di chi in particolare gestisce una pizzeria. Di questi tempi è impossibile tenere acceso un forno elettrico o a legna se le ordinazioni non permettono almeno di coprire i costi. È così che a Pordenone alcune pizzerie hanno deciso di tenere chiuso a pranzo, altri invece apriranno soltanto nei fine settimana, quando almeno i ristoratori sperano la clientela dovrebbe essere maggiormente propensa ad uscire e quindi spendere. Soprattutto chi ha i forni elettrici o forni induzione sta veramente facendo delle serie valutazioni di chiudere la pizza a pranzo o fare la pizza solamente il weekend o addirittura fare 2 o 3 giorni di chiusura e aprire solo dal giovedì alla domenica. Diciamo che stiamo tutti cercando come si può dire, di venirne fuori nel meglio modo possibile, ma è veramente difficile perché
Adesso rispetto magari a una situazione di Covid dove eravamo chiusi, non si cassava e la spesa era l'affitto, delle spese minime, adesso fisicamente bisogna tirare fuori dei soldi, fisicamente vanno tirati fuori dei soldi. Certo è che di questo passo, come evidenziato Cadamuro, sarà difficile che baristi e ristoratori possano reggere sino a fine anno. Qualcuno sta galleggiando, sta sopravvivendo, sta tirando avanti, non so se tutti ce la faremo o ce la faranno fino al 31 dicembre. È veramente dura, col 1° gennaio secondo me sarà un grandissimo punto di domanda, se le cose non cambieranno. Polemiche in Consiglio regionale dove è stata bocciata una proposta di legge delle opposizioni, prosegue invece l'iter della norma del sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint. Vediamo. La proposta di legge del sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint, che va a rivedere l'attuale legge sui ricongiungimenti per i migranti, è arrivata in Consiglio regionale su proposta del consigliere della Lega Antonio Calligaris. Siamo molto contenti perché la nostra proposta sul ricongiungimento sta andando avanti, ha bussato in regione. Oggi con la proposta presentata dal primo firmatario, il consigliere Calligaris, è stata esaminata una situazione che nei fatti è dolorosissima e va recuperata. C'è una norma anziana, c'è una direttiva comunitaria a maglie molto più strette, noi siamo la dimostrazione che con i numeri questa situazione non può andare avanti. Un tema sul quale anche la giunta regionale ha espresso parere favorevole in quanto la norma nazionale prevede che chi richiede il ricongiungimento debba avere un reddito sufficiente, quantificato però in appena 5.000 euro all'anno. I comuni che si ritrovano a dover sborsare somme ingenti di risorse pubbliche per sostenere una popolazione straniera che in realtà proprio per direttiva europea dovrebbe essere completamente autosufficiente sul nostro territorio. Quindi evidentemente noi ci siamo spinti quando il testo unico sull'immigrazione è stato approvato dal Parlamento italiano alla fine degli anni 90, ci siamo spinti molto più oltre di quello che addirittura l'Europa ci chiedeva. Ormai i tempi però sono completamente cambiati e penso che ci sia la necessità di intervenire assolutamente, se non altro per un'esigenza di giustizia. Una proposta di legge sul tema era stata presentata anche dalle opposizioni ma è stata bocciata. La maggioranza ha attaccato il consigliere furioso e cavalca l'ideologia xenofoba senza considerare ad esempio i bambini che con una norma simile finiranno per essere tenuti nascosti. Trieste ospiterà il Big Science Business Forum del 2023. L'assessora regionale Rosolén è andata a Granada per ricevere il testimone dalla città spagnola e così ospiterà uno dei più grandi forum dedicati alla scienza e all'innovazione al mondo. Si rafforza il ruolo di Trieste e del Friuli Venezia Giulia sul versante della diplomazia scientifica. Dopo ESOF 2020 e il G20 su innovazione e ricerca del 2021, il capoluogo regionale ospiterà la terza edizione del Big Science Business Forum. L'assessore regionale Alessia Rosolén è intervenuta a Granada alla cerimonia del passaggio del testimone tra la città andalusa, sede dell'edizione 2022, e Trieste. È una sfida importante che Trieste raccoglie da Granada all'interno di tutto lo sviluppo delle infrastrutture di ricerca e del mercato europeo. Trieste gioca per l'ennesima volta un ruolo di diplomazia scientifica, mettendo a disposizione le capacità del suo territorio, ma vincendo una sfida europea che la mette al centro di tutti quelli che sono gli sviluppi della ricerca legati al mondo dell'industria. Con forti prospettive non solo turistiche ma anche economiche, di ricaduta in primis sulla città di Trieste, ma su tutto il territorio regionale e per quanto ci riguarda nella prospettiva più ampia che ci siamo dati nei confronti di tutta l'Est Europa e di tutti i paesi con i quali siamo in costante contatto. Sono stati superati in Friuli Venezia Giulia dall'inizio della pandemia i 500.000 contagi da Covid-19, 1.415 invece le positività emerse nelle ultime 24 ore. 2 le persone morte con Covid, 8 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 216 le persone accolte in altri reparti. Intanto arriva l'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe che ci dice come nella nostra regione i contagi in una settimana risultino in aumento del 64%.
Sono aumentati quasi del 64% i nuovi contagi da Covid in Friuli Venezia Giulia nell'ultima settimana. L'incremento a livello nazionale è invece del 52%. Cresce in regione anche il numero di cittadini attualmente positivi ogni 100.000 abitanti. Siamo passati in 7 giorni da 572 a 906. In particolare sono 445 nella provincia di Gorizia con un incremento dell'81,5%, 619 a Trieste più 67,5%, 759 a Udine più 67,1% e 544 a Pordenone più 49,6%. È quanto emerge dall'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe. Fanno un balzo in avanti anche le ospedalizzazioni. In Friuli Venezia Giulia sono sopra la media nazionale le percentuali di posti letto Covid occupati in area medica, 15,1% contro il 9,5% della settimana precedente, e nelle terapie intensive, 4,6% contro il 2,9% di 7 giorni fa. La Fondazione Gimbe chiede che sia pubblicata subito la circolare del Ministero della Salute con le indicazioni per la gestione della pandemia in autunno e in inverno. È stato ingiustificatamente bloccato, afferma il presidente di Gimbe, Nino Cartabellotta, dimostrando che in questa fase di transizione istituzionale l'opportunismo politico prevale sulla tutela della salute pubblica. E nell'attesa che il nuovo esecutivo sia pienamente operativo, conclude Cartabellotta, si sta concretizzando il rischio già paventato dalla Fondazione, l'ennesima corsa all'inseguimento del virus che compromette la salute e la vita delle persone più fragili e ritarda l'assistenza sanitaria per i pazienti con altre patologie. Una rete organizzata tra tutte le strutture sanitarie della Regione consente di costituire un gruppo di coordinamento regionale per l'oncologia e la diagnostica di precisione. Vediamo di cosa si tratta. Un lavoro che ha coinvolto le aziende sanitarie della Regione insieme a Crodi Aviano e Burlo di Trieste. Il progetto Oncologia di Precisione, attraverso la costituzione di un gruppo di coordinamento regionale per l'oncologia e la diagnostica di precisione, con il coinvolgimento di professionisti quali oncologi, patologi, biologi molecolari, genetisti, farmacisti. Il progetto è stato presentato in Sala Comelli a Udine. Il progetto si è occupato di cercare di capire quali siano le condizioni per fare in modo che l'innovazione clinico-professionale e scientifica possa essere tradotta in tempi adeguati, in maniera appropriata, in una terapia somministrabile a tutti i pazienti per i quali vi sia l'indicazione. Parliamo di terapie sempre più mirate, sempre più appunto di precisione. Sì, l'innovazione è legata alla possibilità, alla capacità che adesso c'è di gestire le informazioni contenute nel genoma, nel materiale genetico tumorale, e questo consente in un numero ancora limitato ma crescente di tumori di proporre trattamenti che sono specifici rispetto all'alterazione che una certa alterazione genetica ha prodotto sulla cellula neoplastica e sulle sue capacità di replicarsi. Ed ora andiamo al largo di Grado, dove sono state individuate 2 navi mercantili di epoca romana. Per oltre 2 millenni sono rimaste sul fondo limaccioso, imprigionate dalla sabbia e dal fango. Ora, grazie al lavoro dei carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale, sono venute alla luce 2 navi di età romana affondate a poca distanza a Grado, probabilmente tra il secondo e il I secolo a.C. Grado 5 e Grado 6, questo è il nome dato alle imbarcazioni, saranno studiate dall'Università degli Studi di Udine. Si tratta di 2 scoperte di assoluta rilevanza storica, che si inquadrano per quello che riguarda l'attività dei carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale nell'ambito dei servizi di monitoraggio dei siti archeomarini conosciuti o, come in questo caso, di quelli insomma scoperti attraverso queste attività che vengono ormai costantemente condotte in completa sinergia con altri assetti dell'Arma. Ricordo la motovedetta Carabinieri di Grado, i subacquei di Genova, il nucleo subacquei di Genova, e naturalmente sotto la guida necessaria ed opportuna della soprintendenza con l'apporto dell'università. Da domani a domenica Rauscedo ritorna alle radici del vino, una rassegna che prevede un ricco calendario di eventi alla scoperta del mondo delle barbatelle e non solo.
Tutto pronto per l'edizione 2022 delle Radici del Vino, la grande vetrina della filiera vitivinicola e fiera della viticoltura d'eccellenza che si terrà a Rauscedo di San Giorgio della Richenfelda dal 7 al 9 ottobre. La manifestazione, che torna dopo 2 edizioni annullate a causa dell'emergenza sanitaria, proporrà un ricco programma con eventi per famiglie, la Piazza dei Sapori, mostra artigiana, convegni e approfondimenti per addetti ai lavori, oltre a intrattenimento, sport e degustazioni rivolti a tutti. Sono oltre 54 gli espositori che hanno deciso di mettere in mostra quelle che sono le migliori tecnologie per un settore che è in continua evoluzione. Quindi venerdì 7, sabato 8 e domenica 9, oltre a gioire ovviamente di quella che è la festa della barbatella e del vino, ci sarà anche un momento tecnico importante con gli espositori che mostrano le loro migliori tecnologie, ma anche con tutta una serie di convegni tecnici. Presenti bottiglie da tutto il mondo, per il progetto Il Vino torna alle sue radici. Nell'enoteca della manifestazione il pubblico potrà degustare circa 100 tra tutte le tipologie di vino. Sono stati tutti ottenuti da vigneti realizzati con uve nate da barbatelle partite dai principali vivaisti di Rauscedo. E poco dopo mezzogiorno l'Accademia di Svezia ha annunciato il nuovo Nobel per la letteratura che è stato assegnato alla scrittrice francese Annie Ernaux. L'autrice, 82enne, si legge nelle motivazioni, è stata premiata per il coraggio e l'acutezza clinica con cui ha svelato le radici, gli straniamenti e i vincoli collettivi della memoria personale. Proprio Annie Ernaux era stata indicata tra le possibili vincitrici del prestigioso riconoscimento con altri nomi di rilievo. L'autrice nel 2018 a Lignano Sabbiadoro fu insignita del premio Hemingway per la sezione letteratura. In quell'edizione dedicata al poeta Pierluigi Cappello, la Ernaux fu celebrata dopo la pubblicazione del libro Una donna, per la capacità di essere riuscita a dare vita ad un genere letterario che mescola autobiografia e realtà. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, tra pochissimo l'informazione sportiva e poi le previsioni del tempo a cura di Antonino Renda. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata in compagnia di Telefriuli. Arrivederci.